ricamificio di Forni di Sopra, abbiamo una piccola bottega artigiana e facciamo ricami tra le Dolomiti, facciamo cuscini, articoli per la casa, tutto personalizzabile e a seconda dei gusti del cliente. Siamo su Facebook e Instagram se volete, anche condividere un attimo le foto del corso. E oggi realizzeremo il gougette. Il gougette è questo cuoricino, questa è la forma del gougette. In origine era un cuoricino di metallo, questo qua. Ok, questo è l'unico cuoricino gougette che hanno trovato a Forni. Sì, quando dici così cosa significa esattamente? Allora, questo è un cuoricino di metallo che gli uomini regalavano alle donne carniche come pegno d'amore, si racconta. Le donne tendevano ad andare ai pascoli e in montagna sferruzzando, anche se magari avevano la gerla piena di legna, di fieno. In questi casi loro sferruzzavano comunque e il ferro da calza tendeva a ferire il fianco. Quindi questo cuoricino, che ha questa forma particolare, il ferro da calza andava a battere qua e non venivano ferite. Quindi adesso è diventato un po' carino, sì, il simbolo della carne in generale. Quindi viene riproposto con gadget, ricami. Questo è un tipo di ricamo che abbiamo eseguito noi. Se andate al Museo Carnico delle Arti Popolari a Tolmezzo, li vedete in esposizione. Se capitate a Forni di Sopra c'è il museo Il Filo dei Ricordi, che ne ha solo uno, quello che vi ho fatto vedere adesso, l'unico che hanno trovato. Non sappiamo bene perché. Ok, oggi andiamo a crearne uno di stoffa da appendere e all'interno ci mettiamo delle erbe. Allora abbiamo un mix di larice e abete, che vedete nel sacchettino, nel kit, cirmolo, qua abbiamo menta, maggiorana, lavanda, sono tutte erbe che coltiviamo noi, melissa e questo è l'origano selvatico. Come prima cosa all'interno troverete una bustina con il nastrino rosso che è un piccolo omaggio, poi un sacchettino super profumato con le erbe, un cuoricino in panno così e la base che dovremo andare a cucire e il nastrino da appendere. Intanto vi faccio vedere io e poi passo man mano, vi distribuisco anche gli aghi. Allora, si inizia così, filo doppio sull'ago e andiamo a decorare il nostro cuore. Allora, e potete scegliere dove decorare. Io metterei 5 perlinette qua come pistillo del fiore. Si inizia a rovescio, vi faccio vedere il primo e poi facciamo tutti insieme. Ok, inizio da qua, prendo una perlina, ok, così, poi ripasso, Tu la metti in centro al fiore? in centro al fiore, in questo caso sì, e poi torno all'interno qua, sì, ok, e fisso la perlina, sì, senza chiudere e insomma senza fissare il filo. Ci spostiamo direttamente sull'altro pistillo. Quindi fai il centro di tutti i fiori? Di tutti i fiori. Ok. Stessa cosa voi. Andiamo al centro del nostro pistillo, inseriamo la perlinetta. Ci sono due colori, potete anche alternarli, poi vedete voi. E rientriamo nello stesso punto, ok? E ripassiamo al prossimo pistillo. Allora avete il filo, vi prendete una gugliata così, insomma non robe lunghissime. Ok, prendete un pezzetto di filo non tanto lungo, lo mettete in doppio, praticamente infili un capo del filo nella cruna dell'ago, lo fai scivolare e fai il doppio nodo qua, insieme, così è un po' più resistente. A bloccare il filo. Ecco, poi inserisci una perlina. Mi raccomando, guardate anche il retro che il filo sia ben tirato. E adesso passa all'altro pistillo. Poi, se vedete che avete fatto i 5 pistilli
e volete aggiungere qualche altra perlina, fatelo pure. Prova a farti vedere. Allora, mi raccomando, se avete troppo poco filo, fermatevi prima, cioè tenete almeno un pezzetto così, no, 8 cm, così riusciamo a chiuderlo. Si forma praticamente un'asola, entro con l'ago una o due volte dallo stesso verso, quando tiro si forma il nodo e taglio Con la forbice. con la forbice. Qui dobbiamo un attimo sistemare. Abbiamo fatto dei corsi in passato per rinnovare il guardaroba, quindi sì, divertente. Quindi uno porta il capo che vuole rinnovare e troviamo insieme la soluzione per insomma, riciclarlo, no? Quello che dobbiamo fare è cucire con dei piccoli punti accanto al ricamo già fatto, potete stare anche, sì, quello più scuro, potete stare anche a 2 mm un po' più in là e far vedere proprio il punto viola. Dobbiamo cucirlo fino qua al centro, poi qua al centro andremo ad inserire il nostro cordoncino, che lo piegheremo a metà e gli faremo un nodo. Inseriremo questo, poi vi faccio vedere come, e poi continueremo a cucire fino a qui. Da qui poi andremo a cucire fino qua. Lasciamo l'apertura per poi riempire di erbe e continuiamo a cucire ancora un pezzetto, finiamo di riempire, pezzetto, finiamo di riempire e poi lo chiudiamo definitivamente. Deve diventare sì. Ok? Quindi si inizia da rovescio, da rovescio verso l'esterno, si potete stare anche a 2 mm per esempio. Benissimo. E adesso facciamo dei piccoli punti. Io vi faccio vedere. Con le due stoffe dovete prendere, o fate in questo modo, scendete sull'altro capo di stoffa e risalite e fate un altro puntino. Che distanza? Distanza deve essere abbastanza fitto, ma non troppo, insomma, tenetevi 4 mm. Fate 4 mm di punto